Stiamo studiando assieme alla Fondazione di Mosei di spostare la biblioteca del Correr, i libri antichi che ci sono al Correr, spostarli per un problema di pesi, di situazioni che oggi lì non possono più stare. Pensavamo di utilizzare appunto l'emeroteca che c'è in via Poerio a Mestre. L'archivio dei volumi antichi conservati nella biblioteca del Museo Correr in piazza San Marco all'emeroteca di Mestre. È l'idea del sindaco che ha spiegato il piano in fase di studio. L'idea è quella di usare il secondo e il terzo piano per metterci i libri antichi che ci sono appunto al Correr e poi tenere il piano terra come caffetteria, luogo anche di lettura dei giornali, anche se riusciamo con dei video poter essere utilizzati per vedere l'archivio Giacomelli. Insomma, un luogo di incontro pubblico, visto che le gare che abbiamo fatto per far intervenire i privati poi alla fine non sono state utilizzate dai privati stessi. L'edificio di via Poerio è abbandonato da tempo e i tentativi di rimetterlo in funzione non sono andati a buon fine. Questa, secondo il sindaco, potrebbe essere l'occasione per restituire uno spazio importante alla città. Questa biblioteca viene vista anche da studiosi, eccetera, e abbiamo molti ragazzi qui. Possiamo anche scoprire pezzi della nostra storia veneziana, proprio mettiamo insieme i giovani e la grande tradizione. Insomma, potrebbe tornare a essere quello che in qualche modo l'emeroteca per certi versi è già stata, insomma. Visto che comunque dobbiamo spostare appunto questi libri, anche perché dobbiamo ristrutturare anche le stanze eccetera lì del Correr, abbiamo pensato invece che affittare magazzini eccetera, renderle comunque disponibili e usare, cioè prendere due problemi e farlo diventare una soluzione, insomma, ecco, tutto qua.